5 Enrico Zucchiatti, con l'85 Mirko Bertolucci, con il 96 Giorgio Maniero, con il 59 Franco Posito, con il 3 Alessio Caroli e con il 39 Nicolo Salines. Presentiamo ora la squadra di casa allenata dal mister Diego Mir per l'Hockey Lanaro Breganze con il numero 32 Francisco Venuto, con il 6 Andrea Porgo, con il 14 Eloy Michels, con il 2 Samuel Amato, con il 58 Andrea Scudato, con il 9 Nicola Retis, con il 3 Andrea Dallavalle, con il 99 Silvio Costanaro, con il 21 il capitano Chad Texido e con il 26 Marco Zorfi. Dirigono l'incontro i signori Luca Molli di Viareggio e Ivan Dasio di Lodi, arbitro ausiliario il signor Stefano Barbolan. L'Hockey Lanaro Breganze augura a tutti i presenti un buon divertimento. Amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e ben collegati con il Pala Ferrarin di Breganze per la 16ª giornata del massimo campionato di hockey su pista 2019-2020. Un saluto da Stefano Retis alla voce e Marco Silvestri di Studio 7 HD alle riprese e alla regia. Lanaro Breganze che questa sera ospita gli emiliani della BDL Correggio, un Correggio che questa sera approda qui al Pala Ferrarin galvanizzato dal pareggio 1-1 colto nell'ultima giornata proprio contro la capolista Lodi. Un punto dunque che dà morale alla formazione di Pablo Iara. Un punto l'ha colto anche il Breganze mercoledì sera nel posticipo della 15ª giornata, un punto che sta stretto comunque ma che alla fine contro un Sandrigo come quello che si è visto mercoledì deve essere preso e messo in saccoccia senza tanti rimpianti. Al di là di questo è un Breganze che dà continuità alla sua striscia positiva, 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5 giornate. Passiamo intanto alla pista, il fischio d'inizio e direzione di gara affidati a Luca Molli di Viareggio e Ivan Dasio di Lodi, ausiliario il signor Stefano Barbolan, con le formazioni in pista tra i pali del Lanaro Breganze: Francisco Veludo, giocatori esterni Capitan Texido, Eloy Michans, Samuel Amato e Andrea Scuccato, mentre per il BDL Correggio vediamo in pista Barbieri assieme a Mirko Bertolucci. Intanto tra i pali viene schierato Francesc Campor, mentre esterni ancora Posito e con il 5 troviamo Enrico Zucchiatti. Questi i giocatori schierati da Pablo Iara. Intanto si è cominciato a giocare da pochissimi secondi, pallina nelle stecche della BDL Correggio con Mirko Bertolucci adesso ad amministrare palla, va a portare via intanto palla Michans a Posito. Michans su di lui adesso sfida contro Gavioli, scusate, Zucchiatti. Barbieri intanto in possesso di sfera, Mirko Bertolucci, avanza Bertolucci, poi scarica lì per Barbieri. Zucchiatti indietro nuovamente per Bertolucci che è a centrocampo, va sulla destra Bertolucci, il passaggio lungo balaustra per Posito che va tu per tu con Francisco Veludo, la vince il portiere del Breganze. Adesso può ripartire il Breganze con Samu Amato da dietro, Amato sulla destra vede Texido che poi passa palla a Michans che scarica dalla sinistra, pallina però che finisce fuori, ripartenza della BDL Correggio. Barbieri indietro per Bertolucci, Zucchiatti,
Posito, finta il tiro Posito, poi si sposta sulla sinistra, il tiro però è facile, preda di Cico Veludo, ancora Breganze, Texido per Scuccato, ancora Gerard, Texido gioca fuori per Samuele Amato avanza sulla destra, lascia lì palla per Scuccato, Texido, lo scambio tra Texido e Scuccato, ancora Texido, su di lui Mirko Bertolucci, Texido intanto mette una pallina lì in mezzo per Michans, però intuisce tutto Barbieri che parte sulla sinistra, finta il tiro anche Barbieri, poi ritorna indietro a Mirko Bertolucci che se ne va anche lui sulla sinistra, Bertolucci passa dietro la gabbia di Veludo, la pallina nuovamente indietro verso la difesa del Correggio dove c'è Zucchiatti a servire Barbieri. Bertolucci nuovamente per Barbieri, ancora Bertolucci, il tiro di Bertolucci che vuole essere un assist lì in mezzo all'area del Breganze per il 59 Posito. Pallina però viene portata via dalla difesa del Breganze che adesso si trova nel metacampo del Correggio con Scuccato a servire Michans per Texido, il capitano mette palla in mezzo per Scuccato che si trova lì contro Campor, ancora pallina del Breganze, Amato fuori per Michans, finta il tiro Michans, la pallina poi per Texido, Amato, Scuccato, avanza intanto Texido, il tiro di Texido ci arriva senza problemi Campor, contropiede destro del Correggio, bene Posito che va a servire Barbieri, viene fischiato intanto il fallo di Samuel Amato su Barbieri, dunque primo fallo di squadra della partita quando mancano 21 minuti e 39 secondi al termine del primo tempo, situazione ancora di 0-0, un fallo di squadra intanto per Breganze appena assegnato da Ivan Dasio. Correggio intanto con Mirko Bertolucci, passaggio per Posito contrastato da Eloy Michans, va a prendere palla poi Amato, commette fallo intanto Zucchiatti su Samuel Amato, c'è quindi il primo fallo di squadra anche per la BDL Correggio. Siamo adesso a 3 metri dal limite dell'area correggese. Michans, il tiro di Michans, la pallina che finisce fuori di un soffio poi di Ribattino, ci arriva lì Scuccato ma la pallina che va a baciare il legno superiore della gabbia difesa da Francesc Campor, quindi vicino al gol il Breganze, adesso proprio lo stesso Scuccato che va a servire Samuel Amato. Michans per Scuccato, lascia di palla per Texido, si accentra Texido, va in mezzo all'area Texido, poi riesce a mantenere comunque il possesso, esce dall'area, su di lui Mirko Bertolucci, pallina adesso per Scuccato, ancora Bertolucci a contrastare, Scuccato indietro per Eloy Michans, 20 e 38 ancora da giocare del primo tempo. Scuccato avanza sulla destra Andrea Scuccato, su di lui Zucchiatti, Scuccato deve andare al tiro il Breganze, 5 secondi per tirare, Michans preferisce deviare, Michans tira, poi viene toccata da terra la pallina da parte di Posito, quindi sarà nuovamente pallina in possesso del Lanaro Breganze con Samuel Amato adesso che tira, non era stato azzerato dunque il cronometro di 45 secondi, era obbligato Samuel Amato ad andare al tiro. Barbieri adesso in possesso palla, indietro per Zucchiatti, Bertolucci, ancora Barbieri in casacca numero 17, Bertolucci, Posito intanto il tiro, para Cico Veludo, nuovamente Breganze va a impostare la propria azione con Michans, la pallina per Samuel Amato, deve aggiustarsela, era convinto di andare al tiro Amato, poi non ha avuto una perfetta presa, un perfetto stop della pallina, quindi ha dovuto andare a giocare esternamente. Adesso BDL Correggio con Zucchiatti
sulla destra Zucchiatti, prende tempo, pallina in mezzo dove c'è Barbieri, indietro per Bertolucci che si accentra, scarica Bertolucci, pallina che finisce fuori, la va a riconquistare Michans che lancia lungo Texido in mezzo per Scuccato, rientra intanto tutta la difesa del Correggio, quindi deve reimpostare l'azione offensiva il Lanaro Breganze. Michans in mezzo per Texido, però passaggio troppo lungo, ne approfitta la difesa del Correggio con Posito che va a tirare abbondantemente fuori, abbondantemente sulla sinistra di Francisco Veludo. Adesso nuovamente Breganze, Michans scarica, Michans esce, Campor, perfetta la parata di Cesc Campor. Zucchiatti intanto imposta adesso il Correggio l'azione con Bertolucci, torna indietro Bertolucci, lascia di palla per Zucchiatti, Barbieri anticipa benissimo Scuccato su Bertolucci, quindi nuovamente possesso per Breganze che può ricostruire la propria azione offensiva. Michans intanto vede sulla sinistra Scuccato per Texido per Amato sulla destra, dietro la porta sbuca Scuccato che riceve palla, adesso Michans per Texido, lo scambio tra i due catalani, Texido scivola però Texido riesce comunque Samuel Amato ad andare a recuperare palla, ancora palla del Breganze, 15 secondi per andare al tiro, Texido, pallina dietro porta per Scuccato, 5 secondi adesso per il tiro, deve scaricare Scuccato, la pallina viene praticamente regalata alle stecche del Correggio. 17 minuti e mezzo intanto ancora da giocare del primo tempo. Barbieri indietro nella propria metacampo dove trova Bertolucci, il passaggio in mezzo di Zucchiatti dove trova Barbieri, intanto contropiede adesso del Breganze, Texido largo sulla sinistra per Michans che mette in mezzo per Samuel Amato, la porta era liberissima, però peccato perché non è stato un controllo felice per Amato. Adesso qui invece mette dentro pallina Mirko Bertolucci per il gol dell'1-0 del Correggio a 17 minuti dal termine del primo tempo. Anche in questo caso gol mancato del Breganze e gol subito dopo nel contropiede del Correggio, il gol di Mirko Bertolucci che porta in vantaggio il Correggio. Si riprende intanto il gioco, ancora contropiede del Correggio adesso con Posito che va a servire in mezzo Barbieri, anticipa però la difesa delle Breganze. Michans con Retis a tu per tu contro Campor, para il portierone del Correggio. Amato intanto recupera una pallina lanciata troppo lunga dalla difesa del Correggio. Retis intanto da dietro la gabbia del Correggio, Retis su di lui il raddoppio, ne esce Retis, però viene fischiato un fallo proprio a favore del Breganze. Texido intanto va a passare la palla a Retis per battere la punizione a favore dei rossoneri. Texido indietro per Samuel Amato, Michans se ne va sulla sinistra, mette la pallina in mezzo per Texido, tiro di Texido fermato dalla stecca di Posito e adesso imposta invece l'azione offensiva il Correggio con Mirko Bertolucci a chiedere calma da parte dei suoi uomini. Mirko Bertolucci sulla sinistra per Posito, indietro poi c'è Barbieri, Posito nuovamente dal centrocampo alla destra, poi Zucchiatti, ancora Posito, scambio tra Posito e Zucchiatti, Zucchiatti va al blocco, Posito intanto se ne va, si accentra, sbaglia però il controllo di palla, la va a riprendere Texido che lancia Michans intanto fermato molto bene da Barbieri. Barbieri scarica indietro per Zucchiatti
aggira la gabbia di Francisco Veludo. Adesso Barbieri, intanto il tiro, ci arriva col guantone Francisco Veludo, fischiata però intanto pallina alta, dunque si riparte dal punto nella quale è stata tirata la pallina a favore del Braganza. Dunque questa punizione con Samuele Amato che va a giocare per il nuovo entrato del Braganza, il giovane Andrea Borgo. Teixido, Samuele Amato, Retis, Teixido, ancora Teixido, attende la smarcatura dei propri uomini. Teixido però sbaglia poi il passaggio che viene intercettato da Zucchiatti. Correggio adesso con Posito, siamo sulla metà campo. Posito adesso prende slancio, se ne va Posito, taglia tutta la difesa del Breganze, va a recuperare però Samuele Amato dopo la perdita della pallina da parte di Posito. Teixido da dietro la gabbia di Campor, scambia con Borgo, si gira Teixido, mette una pallina lì in mezzo per Samuele Amato, però intercetta prima la difesa del Correggio con Giorgio Maniero. È entrato intanto anche Gavioli per il Correggio, casacca 76. Mette pallina intanto in mezzo Borgo per Samuele Amato, va a recuperare l'angolo Amato, c'è un tiro verso Campor che para senza problemi. Intanto ancora il Breganza a girare palla, Retis per Samuele Amato, Borgo, Retis, ancora Retis, si disimpegna dove trova sulla destra Borgo, aggira intanto Borgo la porta di Campor, poi esce in questo momento ancora Borgo, su di lui c'è il pressing di Gavioli, eccolo Gavioli in possesso in questo momento della sfera. Bertolucci intanto per Maniero, Maniero per Barbieri, ancora Bertolucci, Barbieri, Bertolucci, mette pallina in mezzo Bertolucci per Maniero, intercetta però il bravo Andrea Borgo che fa ripartire il Breganze. Borgo intanto dalla destra, Andrea Borgo cambia in continuazione di direzione, tenta di scrollarsi di dosso la compagnia di Gavioli. Ancora Breganze, Amato per Teixido, Borgo, Amato, pallina per Teixido in mezzo per Samuele Amato che riesce ad impattare sulla palla, però nessun problema per Campor. Borgo intanto in contrasto con Bertolucci, la vince il Correggio. Bertolucci in contropiede, mette la pallina lì nei pressi di Francisco Veludo, ancora palla del Correggio con Gavioli che va al disimpegno trovando nella propria metà campo Maniero. Bertolucci, Giorgio Maniero per Barbieri, il passaggio per Gavioli viene intercettato da Retis che rilancia l'azione del Breganze. In mezzo intanto la sfera di Teixido che cade lì proprio nei pressi di campo, poi viene spazzata via dalla difesa del Correggio e intanto c'è il primo time out della partita chiamato, voluto da Diego Mir. Siamo a 11 minuti e 44 secondi dal termine del primo tempo, falli di squadra che vede il Breganze a 1, 2 invece quelli commessi dal Correggio. Risultati intanto dalle altre piste, risultato finale intanto della partita giocata oggi alle 18 tra Follonica e Bassano, finita 4-4. Lodi Montebello intanto vede a sorpresa in vantaggio il Montebello per 1-0. Breganze e Correggio, la nostra partita 0-1. Scandiano Sandrigo in vantaggio, Scandiano 1-0, mentre Centro Giovani Calciatori Monza ancora ferma sullo 0-0. Non abbiamo ancora risultati invece dal top match di questa sera, Forte dei Marmi Trissino, in quanto comincia adesso, comincia alle ore 21, pertanto andremo poi
durante la partita, ad aggiornarvi anche su questo risultato di questa partita. Forte Trissino, il match clou della 16ª giornata del campionato di Serie A1 di hockey pista 2019-2020. Termina intanto in questo momento il primo time out della partita, sarà rimessa in gioco da parte della BDL Correggio. Sulla pallina si trova in questo momento Barbieri, che andrà a toccarla per Mirko Bertolucci. Lo fa in questo momento dopo il fischio del signor Luca Molli. Si riparte dunque con Correggio in gestione di sfera, la pallina per Gavioli che va a servire Maniero. Michans intanto, Breganze che riconquista il possesso. Rettis da dietro la porta di Campor, Rettis lascia lì la palla per Borgo. Borgo indietro per Scuccato, viene fischiato intanto un'infrazione sulla lunetta del portiere da parte di Nicola Rettis, quindi riparte il Correggio nella propria azione offensiva. Tiro intanto di Barbieri, parato senza problemi da Cico Veludo. Ancora Correggio con Gavioli indietro per Mirko Bertolucci, avanza Bertolucci, su di lui Rettis, adesso c'è Barbieri in possesso di sfera, mette la pallina lì in mezzo Barbieri, non la intercetta il suo compagno di squadra Maniero e quindi la va a recuperare Andrea Borgo. Rilancia adesso i suoi Andrea Borgo, se ne va dietro la porta di Campor, ancora Borgo in possesso. Scuccato intanto per Borgo, ancora Borgo, viene intercettata però la palla da Ses Campor. Quindi commettendo fallo, batte adesso la punizione il Breganze. Scuccato per Michans a metà campo, Michans, il tiro di Michans, pallina però viene deviata dalla difesa del Correggio, quindi finisce fuori. Mirko Bertolucci lancia i suoi, Maniero intanto tenta di servire lì in mezzo Gavioli. Bertolucci, ancora Bertolucci, si accentra, poi mette una pallina lì in mezzo dove sulla sinistra trova Barbieri. Il tiro intanto di Bertolucci, spazza via Cico Veludo. Ancora Correggio a pressare in fase offensiva. Bertolucci, Maniero, 9:40 ancora da giocare del primo tempo. Maniero seguito da Andrea Borgo, intanto Bertolucci tenta di sbarazzarsi della difesa delle Breganze, intercetta intanto molto bene Eloy Michans che lancia sulla destra Borgo. Borgo però mette una pallina in mezzo che viene intercettata da Gavioli e quindi nuovamente il Correggio adesso che può impostare l'azione offensiva. Rettis intanto va ad intercettare un passaggio sbagliato del Correggio. Michans in mezzo per Rettis che di prima intenzione con una sola mano tenta di mettergli la pallina alle spalle di Sesk Campor, prontissimo in questa fase Campor. Intanto ancora il Correggio dalle parti lì insidiose di Cico Veludo. Barbieri intanto tiene possesso Barbieri. Gavioli tenta il disimpegno, va a cercare Maniero che però non riesce a captare la sfera e quindi ne approfitta Michans che scambia con Rettis. Ancora Michans indietro per Rettis, finta il tiro Rettis, va sulla sinistra, va dietro la porta di Campor. Rettis mette la pallina per Scuccato in mezzo all'area, però c'è un fallo di pattino di Scuccato proprio lì in area, dunque sarà punizione a favore del Correggio proprio alla fine del time out che è stato chiamato in questo momento, questa volta chiamato dalla panchina del Correggio da Pablo Iara. Andiamo come al solito intanto noi a vedere anche gli altri risultati. Ricordiamo il risultato finale di oggi
alle ore 18 si è giocato a Follonica Bassano, risultato finale di 4-4. Intanto ancora in vantaggio il Montebello su Lodi Montebello 0-1. Scandiano Sandrigo 2-1 per Scandiano, mentre giovani calciatori Viareggio, scusate, Monza 1-0 in vantaggio il Viareggio. Ferma sullo 0-0 Forte di Marmi Trissino, partita clou della giornata appena cominciata. Si giocava alle ore 21 a differenza delle altre partite che cominciano alle 20:45. Intanto Breganze finisce il suo time out, anche Correggio pronto ormai per ricominciare il gioco. 8 minuti e 13 secondi, Breganze 0, BDL Correggio 1. Si riparte con la rimessa in gioco da parte della BDL Correggio. Sulla pallina Giorgio Maniero che va a giocare per Bertolucci, il passaggio lungo la balaustra di destra. Intanto c'è un fallo fischiato da Molli, vediamo cosa decide Luca Molli. È punizione a favore del Breganze. Sulla pallina il duo catalano Teixido Michans, quest'ultimo riceve il passaggio del capitano, scuccato intanto, lascia di palla per Teixido, il tiro di Teixido accompagnato, la pallina però finisce fuori, la va a intercettare Mirko Bertolucci che lancia i suoi del Correggio. Gavioli intanto per Barbieri solo a tu per tu contro Cicco Veludo e mette la pallina lì alle spalle del portiere del Breganze. A 7 minuti e 49 secondi raddoppia il Correggio con questo gol di Barbieri. Si mette in salita adesso la partita del Breganze. Teixido intanto va a recuperarsi la pallina che aveva perso precedentemente. Teixido, pallina in mezzo, nulla da fare, nel rimpallo comunque riesce a riconquistarla. Teixido per Scuccato il tiro, pallina che finisce lì in mezzo sulla stecca di Dalla Valle, appena entrato per il Breganze. Teixido, il tiro di Teixido, tenta il tap-in Dalla Valle, ancora Dalla Valle, però è la difesa del Correggio che va a riconquistare palla. Mirko Bertolucci intanto manda in su i suoi uomini. Posito intanto si ferma dietro la gabbia di Veludo. 6 minuti e 41 secondi, Lanaro Breganze 0, BDL Correggio 2. Passata in vantaggio al 9° minuto con Bertolucci. Poco fa il raddoppio con Barbieri. Iniziata nel migliore dei modi la partita per la BDL Correggio. Zucchiatti intanto indietro per Mirko Bertolucci che avanza in questo momento, mette la pallina lì sulla sinistra dove c'è Gavioli. Ancora Bertolucci per Zucchiatti, Gavioli, Bertolucci, triangolano i tre, mentre in centro area Posito che adesso esce e va a ricevere la palla da Mirko Bertolucci. Michas intanto riesce ad anticipare Posito, ancora sfida tra i due, Posito su Michas. Qui c'è però l'intervento abbastanza evidente di Posito. Fischia intanto il fallo di squadra Ivan Dasio, che chiama anche l'addetto all'asciugatura della pista. 6 minuti esatti intanto ancora da giocare di questo primo tempo. Ricordiamo la rete di Bertolucci al 9° minuto.
mentre al 18° minuto c'è stato il secondo gol raddoppio della BDL Correggio con Barbieri. Si parte dunque con la rimessa in gioco da parte del Breganze. Teixido per Michans che va a servire Scuccato tenta di tagliare tutta la difesa del Correggio, poi la pallina ritorna fuori dalla valle per Scuccato che avanza sulla destra. Scuccato, il tiro di Scuccato, viene commesso fallo intanto dentro l'area del Correggio. Posito dunque a battere la punizione per i suoi, mette lì la palla per Bertolucci che spara sulla fascia destra dove trova Zucchiatti. Posito per Bertolucci, scambio tra i due. Bertolucci tenta l'anticipo, Scuccato, la pallina però adesso è del Correggio, sbaglia però in fase offensiva del Correggio, adesso contropiede del Breganze. Fischia intanto Ivan Dasio, è rimasto a terra Franco Posito, si porta la mano al volto, evidentemente ha preso un colpo nel contrasto con il difensore del Breganze. Sostituzione intanto Diego Mir, fa uscire Eloy Michans, rientra Samuel Amato. 5 minuti e 18 secondi ancora del primo tempo da giocare. Capitan Teixido è lì sulla sfera, andrà a toccare per Samuel Amato, lo fa in questo momento, si riparte con il Breganze. Scuccato intanto va a portare via molto bene la palla, Zucchiatti su Scuccato. Bertolucci indietro per Zucchiatti, mette la palla per Posito, Zucchiatti, Posito lì in mezzo all'area in girata, si arrabbia intanto giustamente Veludo con la propria difesa. Scuccato, Teixido, Amato, ancora Teixido, la pallina in mezzo, tenta una deviazione fortunosa. Scuccato adesso è dalla valle che non riesce ad intercettare la pallina servita da Teixido, spara intanto dal centrocampo Amato, pallina che finisce fuori. Adesso è Zucchiatti per il Correggio a rilanciare l'azione. Zucchiatti si accentra, la pallina poi viene passata all'indietro dove trova Mirko Bertolucci, ancora Bertolucci. 4 minuti e 15 da giocare, primo tempo di gioco. Correggio, Zucchiatti, passaggio per Gavioli, va sulla sinistra Gavioli, su di lui c'è Gerard Teixido, continua a girare palla il Correggio che tanto Zucchiatti va dentro, Zucchiatti appoggia lì la pallina, non si muove neanche Francisco Veludo, para senza problemi. Adesso Breganze con Teixido per Scuccato che tenta il tiro al volo, nulla da fare, intercettato prima dalla difesa del Correggio. Bertolucci per Zucchiatti, Zucchiatti fermo dietro la porta di Veludo, ancora lui in possesso di sfera, passa poi indietro per Franco Posito che taglia e va al centro. Posito poi non riesce però a trovare la posizione giusta per il tiro, adesso viene lasciato lì solo a girare la porta di Francisco Veludo, tenta un'alza e schiaccia però perde il controllo della sfera Posito, quindi adesso è il Breganze ad approfittarne. Teixido intanto perde il possesso di palla proprio addentrandosi dentro la selva delle stecche del Correggio. Posito per Zucchiatti, Bertolucci tira intanto Zucchiatti, prontissimo Veludo, sfida adesso a due tra Posito e Scuccato, la vince quest'ultimo che adesso lancia lungo per Amato, Amato che si accentra, mette la pallina in mezzo, la va a recuperare dalla valle, pallina che
non era dentro lo specchio della porta. Adesso Dalla Valle, Texidò, Scuccato, in mezzo Scuccato per Dalla Valle che tenta in girata, colpisce palla però non dà la giusta potenza, non era neanche in una posizione tanto favorevole il giovane giocatore del Lanaro Breganze. Si ripartirà adesso con la rimessa in gioco da parte della Breganze, visto la fuoriuscita della pallina su deviazione di un giocatore del Correggio. Scuccato intanto, 2 minuti e 10 secondi ancora da giocare del primo tempo, sbaglia il passaggio Scuccato all'indirizzo di Texidò, la recupera Barbieri che appoggia lì per Mirko Bertolucci, indietro Bertolucci per Zucchiatti, pressa alto intanto Samuel Amato, la pallina adesso per Maniero. Bertolucci va sulla destra, appoggia dietro per Zucchiatti che può andare al tiro, piattone che però viene respinto da Veludo. Texidò tenta l'alza e schiaccia, ancora palla di Texidò. Michans, Dalla Valle indietro per Texidò, 1 minuto e 22 secondi. Correggio adesso ad amministrare con Bertolucci dalla metà campo. Bertolucci sulla sinistra vede Zucchiatti, ancora Mirko Bertolucci, passaggio per Barbieri, Maniero, Barbieri intanto, ancora Barbieri, si ferma, va al tiro Barbieri, pallina adesso bloccata da Samuel Amato che va in contropiede. Amato però aggira la porta di Ses Campor, passaggio sbagliato verso Texidò, 5 secondi per uscire dalla propria metà campo. Luca Molli adesso fischia infatti il fallo a favore del Correggio per i 5 secondi trascorsi nella propria metà campo. Maniero intanto sulla sfera, si attende il via di Luca Molli in questo momento. Bertolucci intanto indietro per Barbieri, 30 secondi ancora da giocare, poi tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Pallina ancora del Correggio che amministrerà fino alla fine. Zucchiatti intanto, e qui viene fischiato il fallo di squadra a favore del Correggio per il fallo di Michans su Zucchiatti. 16 secondi al termine del primo tempo. Chiama all'ordine i suoi Mirko Bertolucci, sulla pallina intanto Barbieri, va a servire lo stesso Bertolucci in questo momento. Bertolucci, c'è un fallo intanto da parte del Correggio su Texidò, credo sia stato un fallo di Barbieri. Quarto fallo di squadra del Correggio contro i 2 del Breganze. Amato, 6 secondi. Michans se ne va sulla sinistra, mette una pallina lì in mezzo per nessuno, la intercetta Bertolucci e finisce in questo momento il primo tempo con il vantaggio del Correggio per 2-0, le reti di Bertolucci al 9° minuto, mentre al 18° quella di Barbieri. Qualche minuto intanto di pausa anche per noi, l'invito che vi rivolgiamo è quello di seguirci tra qualche minuto per il secondo tempo di Lanaro Breganze BDL Correggio.
Amici sportivi amanti dell'hockey, ben ricollegati con il Pala Ferrarin di Breganze tra pochi minuti, secondo tempo di questa partita tra il Lanaro Breganze e la BDL Correggio, 16ª giornata del massimo campionato di hockey su pista 2019-2020. Al momento Lanaro Breganze sotto di 2 reti contro un forte coriaceo BDL Correggio che con i gol di Bertolucci e Barbieri ha messo subito sotto nel primo tempo il Breganze, che adesso deve fare qualcosa per rimediare al primo tempo, al gioco del primo tempo. Un Breganze molto opaco quello visto fino adesso. Intanto Bertolucci che va a mettere palla lì alle spalle di Francisco Veludo subito dopo 13 secondi dall'inizio del secondo tempo. Bertolucci va al raddoppio, quindi terzo gol per il Correggio. Scuccato intanto Amato. Il tiro di Amato facile, la parata per Seth Campor. Scuccato Michans, il tiro di Michans abbondantemente fuori, la fucilata di Eloy Michans. Bertolucci intanto per Zucchiatti, porta via palla Michans, riparte dalla propria metacampo Michans intanto va sulla sinistra, porta via palla, intanto Zucchiatti che lancia Posito per Barbieri, mette la pallina lì in mezzo, però viene deviata all'ultimo da Scuccato e dunque pallina che finisce all'angolo, la recupera Michans per Amato. Intanto il passaggio Michans, Teixido in girata si sbarazza di Bertolucci, il tiro di Michans deviato dalla difesa del Correggio. Bertolucci intanto lancia Barbieri che se ne va adesso dalla propria metacampo. Barbieri si accentra, poi va sulla destra, decide poi di sparare sulla sinistra dove trova Zucchiatti. Zucchiatti adesso con la sfera nuovamente per Barbieri, il passaggio all'angolo dove c'è Franco Posito gioca all'indietro per Zucchiatti. Ancora Zucchiatti, si ferma dietro la gabbia di Francisco Veludo. Zucchiatti per Posito, marcato stretto da Samuel Amato. Ancora Amato su Posito. Porta via intanto palla Amato, eccolo che riparte Amato. Tiro di Amato, pallina però che finisce fuori, deviata. Sembra palla 2, giusto? Palla 2, però sbaglia la battuta Teixido e quindi sarà rimessa per il Correggio che batte in questo momento Amato. Intanto gli viene fischiato un fallo di squadra su Barbieri, terzo fallo di squadra del Breganze. Intanto siamo a 22 minuti e 46 secondi dal termine della partita. Poco fa, proprio al primo minuto, anzi dopo 13 secondi appena, il terzo gol del Correggio con Mirko Bertolucci che firma la sua seconda rete odierna. Doppietta intanto al momento per Bertolucci, intanto sfera sulla stecca di Barbieri. Ancora Barbieri, su di lui Amato, scivola Amato. Barbieri intanto ancora serie di finte, il tiro di Barbieri, la pallina che finisce fuori, tenta di anticipare poi Teixido, ma la sfera ancora di Barbieri. Barbieri su di lui, Teixido che riesce a portare via la sfera. Teixido serve lungo la fascia sinistra, Scuccato che non riesce però a bloccare la pallina che passa e va sulle stecche della difesa del Correggio. Intanto Maniero, Michans, intanto Michans, c'è un fallo visto da Ivan Dasio, fallo del Breganze in attacco dentro all'area. 21 minuti e 50 secondi ancora da giocare, Lanaro Breganze 0,
PDL Correggio 3. Stanno dialogando intanto i giocatori di Breganza e Correggio con Ivan Dasio. La punizione che viene fischiata adesso a favore del Correggio. Correggio adesso in possesso di sfera. Bertolucci per Zucchiatti. Bertolucci intanto con una finta si libera di Scuccato, ancora Bertolucci, e qui viene fischiato il rigore a favore del Correggio. Non ha dubbi Luca Molli per il fallo di Scuccato su Bertolucci, e quindi grossa ghiotta opportunità per il Correggio, che a 21 minuti e 31 secondi dal termine della partita ha la possibilità di portarsi sul 4-0 sulla pallina. Intanto Franco Posito contro Veludo, il tiro di Posito angolatissimo, va a toccare l'asta e poi la pallina che finisce dentro a 21 minuti e 31 secondi. Il quarto gol del Correggio porta la firma di Franco Posito. E adesso Breganze veramente deve togliere il coniglio dal cilindro se vuole ribaltare questa situazione. Cade intanto Andrea Borgo in area, viene commesso fallo su di lui, quindi c'è il rigore adesso a favore del Breganze. Sulla pallina si porta già Eloy Michans. 21 primi e 21 secondi al termine della partita. Possibilità adesso su rigore per il Breganze di andare alla sua prima rete del match. Michans tira, Michans, bella pallina angolatissima per il primo gol del Breganze. Eloy Michans a 21 primi 21 secondi accorcia adesso le distanze il Breganze. Breganze 1, Correggio 4. Bertolucci intanto tenta l'incursione in area del Breganze, ancora Bertolucci, poi spara fuori per Zucchiatti. Barbieri per Posito indietro per Bertolucci, fermo nella sua metà campo Bertolucci per Zucchiatti. Ancora Zucchiatti marcato da Andrea Borgo. Barbieri. C'è il fallo intanto fischiato da Molli a favore del Breganze. Michans per Amato, il tiro di Amato, viene respinta la pallina, la va a recuperare Teixido, va a liberare Teixido dalla propria metà campo. Teixido, su di lui Bertolucci, la sfida tra i due lungo la balaustra, viene fischiata dunque una battuta a due. Bertolucci intanto per Barbieri che avanza sulla fascia sinistra, taglia poi dalla parte destra, scarica l'indietro per Mirko Bertolucci. Lungo la destra Bertolucci, fallo di squadra intanto fischiato a Teixido. Il quarto fallo di squadra del Breganze, 4 sono anche quelli della BDL Correggio. Adesso punizione a favore del Correggio con Posito, Franco Posito, che va a toccare per Mirko Bertolucci, che vede Zucchiatti sulla sinistra. Il passaggio lungo di Zucchiatti però viene anticipato dalla stecca di Andrea Borgo, che adesso guadagna metri
fa girare le palle adesso al Breganze. Qui c'è un fallo di squadra invece fischiato al Correggio. Il fallo sembra essere stato di Zucchiatti. Punizione dunque dal limite dell'area del Correggio a favore del Breganze. Texido sulla palla, Micians intanto scarica, prende i parastinchi di Mirko Bertolucci. Amato, intanto il tiro di Amato, c'è la deviazione di Borgo. Texido avanza, Texido sulla sinistra, poi si accentra il tiro di Texido, la pallina che carambola lì e passa di poco a lato del secondo palo di Campor. Borgo, pallina in mezzo per Texido che riesce a deviare, ci arriva però Campor. Correggio adesso con Zucchiatti su di lui, il pressing del giovane Andrea Borgo, si libera però malamente della palla Zucchiatti, la va a recuperare il colosso del Breganze, Samuel Amato. Tanto Andrea Borgo che scarica all'indietro nella parte sinistra dove c'è Micians, pallina per Samuel Amato intanto che va al tiro, pallina però che finisce fuori dallo specchio della porta. Correggio intanto in contropiede, Zucchiatti mette una pallina lì pericolosissima per il Breganze, finisce però fuori. Dunque adesso Andrea Borgo, sostituzione intanto per il Breganze, esce Eloy Micians, entra Andrea Scuccato. Texido intanto, Texido aggira l'area del Correggio, altro fallo di squadra del Correggio che sale a quota 6. 17 minuti e 54 secondi intanto da giocare. Adesso questa volta il fallo di squadra viene dato a favore del Correggio, dunque quinto fallo di squadra del Breganze. Esce intanto Zucchiatti, rientra Maniero, Posito intanto in possesso di sfera, gli viene, va al raddoppio il Breganze, libera però male Posito che va a servire Micians su di lui, anche su di lui il raddoppio. Adesso c'è il solo Barbieri a marcare Micians, ci mette però anche del suo. Posito e ancora Breganze, il tiro, il missile di Samuel Amato dalla tre quarti, pallina però che finisce fuori. Bertolucci intanto marcato da Andrea Borgo, al raddoppio anche Gerard Texido. Borgo, il passaggio sbagliato di Bertolucci all'indirizzo di Maniero, ne approfitta Amato per la deviazione bellissima di Texido, ha dato l'impressione di entrare la pallina, però si salva Ses Campor per il Correggio. Bella l'azione intanto in questo frangente del Breganze che sembra avere trovato un po' di se stesso dopo il gol di Micians su rigore. Breganze decisamente sottotono questa sera. Intanto Maniero tenta l'alza e schiaccia, adesso va a recuperare Retis in possesso di palla, avanza Retis, finta di mettere pallina lì in mezzo, ancora Retis, la mette però fuori dall'area dove c'è Texido, serie di finte di Texido, ancora Texido, la finta su Bertolucci, ancora Texido, ancora lui, va dentro l'area, Texido, e in mezzo a tutto questa confusione ne approfitta il Correggio, ma adesso sbaglia in fase offensiva, riparte il Breganze, sbaglia anche Amato. Continui sbagli da entrambe le formazioni. Spara intanto lontanissimo Posito, parte Retis,
tenta l'alza e schiaccia Rettis, riesce a dare la giusta potenza alla palla, però la pallina viene deviata fuori. Intanto il tiro di Scuccato, fallo di squadra intanto di Scuccato su Barbieri, commette il sesto fallo di squadra per Breganze. 6 sono anche i falli di squadra della BDL Correggio. Altro time out chiamato da Pablo Iara per il Correggio. 15 minuti e 56 secondi al termine della partita. Denaro Breganze 1, BDL Correggio 4. I gol di Bertolucci e Barbieri nel primo tempo, poi altri 2 gol, il primo di Bertolucci, il secondo di Posito, per portare sul 4-0 il Correggio. Accorcia le distanze al quarto minuto del secondo tempo. Eloy Michans su rigore. Risultati intanto dalle altre piste, con il risultato finale tra Follonica e Bassano giocata alle ore 18, risultato di 4-4, mentre nel secondo tempo di Lodi Montebello situazione di parità 2-2. Sorprendente il Montebello al momento in questa partita al Pala Castellotti. Poi Scandiano Sandrigo allunga lo Scandiano, prima alla fine del primo tempo era sul 3-2, adesso conduce per 5-2 sul Sandrigo. Centro Giovani Calciatori Viareggio Monza 1-0, mentre Forte di Marmi Trissino, bellissima partita, ferma sul 2-2. Questo è il match clou oltretutto della 16ª giornata. Tutto è pronto per ripartire con il gioco. 15 minuti e 56 secondi, si riparte con la punizione a favore del Correggio, che sta giocando in questo momento con il possesso di palla affidato a Mirko Bertolucci, che sbaglia il passaggio su Maniero e quindi va a recuperare Michans e rilancia i suoi. Scuccato intanto, Scuccato, la serie di finte che lo porta ad accentrarsi, va al tiro Scuccato con una zampata, però non ci pensa su un attimo Ses Campor a scacciare ogni pericolo. Adesso Correggio con Maniero su di lui, Scuccato che riesce ad andare a riconquistarsi una bellissima pallina. Intanto Scuccato servito da Eloy Michans, Scuccato che tira dalla destra, para Ses Campor. Rettis intanto sfida la palla Barbieri, il tiro di Rettis, la pallina che finisce nella rete esterna. Correggio con Bertolucci. Passano intanto i 10 secondi nella propria metà campo, dunque si ripartirà con la rimessa in gioco a favore del Breganze. 14:49 ancora da giocare. Breganze 1, Correggio 4. Tentativo intanto da fuori di Michans di mettere una pallina lì in mezzo, lo fa anche Teixido, la pallina finisce lì però da sotto le gambe di Campor, poi viene spazzata via dallo stesso portiere del Correggio. Adesso Mirko Bertolucci, Bertolucci su di lui Rettis, spara indietro Bertolucci per Barbieri. Adesso Barbieri va a servire Gavioli, Gavioli, il tiro di Gavioli, spazza via però senza problemi Cico Veludo. Teixido per Michans, mette la pallina in mezzo. Michans tenta la deviazione aerea, Nicola Rettis, la pallina però adesso viene affidata alle stecche della difesa del Correggio, ma c'è il contropiede invece del Breganze. Scuccato per Teixido, Teixido mette la pallina dentro, Teixido, ed è questo che ci vuole al Breganze, queste incursioni. Breganze che piano piano deve ritrovarsi, adesso accorcia le distanze con Teixido a 13:51 dal termine della partita. Si riparte dunque dal centro, tanto chiede un attimo la sospensione del gioco Ses Campor. Deve sistemarsi i gambali il portiere del
Correggio. C'è il warning intanto da parte del signor Molli nei confronti di Campor. Esce intanto Gavioli, rientra Posito, Barbieri intanto è lui a gestire palla per il Correggio. Maniero riesce a liberarsi verso Barbieri, Zucchiatti va a pressare adesso alto Andrea Scuccato, è un altro Breganze quello che si vede adesso. Scuccato riesce a regalare il possesso a Michels, però commette fallo proprio dietro la porta la propria porta. Viene chiamato intanto a sé Retis da Luca Molli. C'è il warning anche per Nicola Retis del Breganze. 13 minuti e 31 secondi al termine. Breganze 2, Correggio 4. Siamo adesso all'angolo proprio al fianco destro di Veludo. Batte la punizione il Correggio. Zucchiatti intanto tocca anche la sfera da terra, ma viene dato la regola del vantaggio. Costenaro intanto contro Campor. Sventa il pericolo il portiere del Correggio, Zucchiatti. Barbieri non riesce a bloccare il passaggio del proprio compagno di squadra. Retis intanto allora a rilanciare l'azione dei rossoneri. Retis indietro per Michels, scarica Michels, la pallina è però lì comoda per la parata di Ses Campor. Barbieri intanto lungo per Posito, c'è il fallo di Retis, il settimo fallo, ottavo anzi, fallo di squadra per il Breganze che si avvicina pericolosamente ai 10 falli di squadra. Mancano ancora 12 minuti e 48 secondi. Adesso la punizione è a favore del Correggio con Zucchiatti che va a battere per Barbieri. Posito non riesce, imbrogliato anche dal gioco di sponda, non riesce a bloccare il passaggio di Barbieri. Dunque è il Breganze adesso a gestire con Michels che spara dalla tre quarti, pallina deviata che cade lì in mezzo all'area, però riesce a portare via la difesa del Correggio, più precisamente con Maniero. Ancora Breganze, intanto Michels indietro per Retis. Michels va dentro l'area, in girata la palla, però il tiro di Michels che viene smorzato poi da una stecca della difesa del Correggio, quella di Zucchiatti. Posito per Zucchiatti. Michels intanto va ad anticipare il lungo passaggio di Zucchiatti. Costenaro, Michels, Retis, finta il tiro Retis, ancora Retis, il tiro angolato che finisce di qualche centimetro a lato del secondo palo della gabbia difesa da Ses Campor. Si riparte nuovamente per Breganze. Michels, Retis, Scuccato attende che Costenaro si rialzi da terra, poi gli cede pallina. Michels intanto, Costenaro per Retis, mette pallina in mezzo a Retis, facile parata di Campor. Rientra intanto Amato, mette pallina in mezzo a Amato per Costenaro che però non riesce a bloccare, ma è ancora Breganze con Retis. Amato, scarica Amato e il gol di Samu Amato, la pallina che passa sulla destra di Campor, pallina bassa che non riesce Campor a fermare. 10 minuti e 53 secondi. Adesso Lanaro, Breganze 3, BDL Correggio 4.
questo è il Breganze che già più ci piace, più conosciamo. Veramente un primo tempo spento quello della formazione di Diego Mir, lo stesso vale anche per l'inizio della ripresa, e qui intanto c'è l'assolo di Mirko Bertolucci che va a baciare il palo con la sfera. Ancora Bertolucci, però riesce in qualche maniera la difesa del Breganze a contrastarlo. Adesso è scatenato Bertolucci. Non deve perdere il filo il Breganze, deve giocare come ha fatto in questi minuti. Intanto qui c'è il fallo di Samuel Amato su Zucchiatti. Qui viene estratto il cartellino blu da parte di Luca Molli per Samu Amato. Dunque sarebbe anche questa un'azione da rivedere, ha la sua da dire Samuel Amato. E intanto adesso possibilità di allungare nuovamente per il Correggio. Sicuramente andrà lo specialista del Correggio in battuta, ed infatti si va a preparare Mirko Bertolucci. Tanto discussione tra Diego Mir e Luca Molli sulla panchina del Breganze. Si attende il via di Luca Molli, lo fa in questo momento. Parte Mirko Bertolucci, finta il tiro e poi va tu per tu con Francisco Veludo che riesce a fermare questa punizione di Mirko Bertolucci. Ma adesso attenzione, perché 2 minuti in inferiorità numerica per il Breganze. Bertolucci adesso in possesso di palla. Maniero, Bertolucci, ancora Maniero, Bertolucci. Posito, Maniero, Posito da fuori, tira Posito, la bella parata di Francisco Veludo. Ancora Posito, Bertolucci. È ben sistemato intanto per il Breganze Andrea Dalla Valle. Posito, il tiro, ferma con le gambe Costenaro. Posito, Bertolucci, Maniero, adesso il tiro di Posito deviato da Costenaro, la pallina è ancora lì, ci arriva Maniero, ancora Correggio, 25 secondi ancora di gestione. Maniero, Posito per Bertolucci, ancora Posito, Franco Posito, finta il tiro, il passaggio per Maniero, Posito. Il tiro di Posito parato da Francisco Veludo. 8:35 intanto al termine della partita. Ancora Correggio con Bertolucci che tenta di imbrogliare la difesa, riesce ad andare al tiro, però ci arriva uno strepitoso Francisco Veludo. Adesso palla del Correggio con Maniero che tenta di servire Bertolucci al volo, ma ci arriva un magistrale Costenaro ad anticipare. Ancora Correggio adesso, sempre in superiorità, pericolo ancora una volta Costenaro per Scuccato. Ritorna intanto la parità numerica in campo. Texido appena rientrato, Texido, il tiro di Texido ci arriva con la punta del pattino Campor. Zucchiatti, fallo intanto da parte di Zucchiatti su Costenaro che batte adesso la punizione. Texido, il passaggio in mezzo di Texido per Dalla Valle però viene intercettato da Zucchiatti. Bertolucci intanto va a pressare altissimo Andrea Dalla Valle. 7 minuti e 20 secondi da giocare. Correggio 3, Breganze 4, falli di squadra 8 per il Breganze, 6 quelli del
Correggio. Trascorrono intanto i 5 secondi di non gioco nella propria metà campo per il Correggio, dunque si riparte con la battuta del Breganze. Costenaro per Teixido, Micians, Dallavalle è pronto intanto a rientrare Samuel Amato. Il passaggio in mezzo di Teixido, ci arriva in un secondo tempo Dallavalle, ma ormai aveva già spazzato via Sescampor. Tanto Dolorante adesso nella propria area di rigore Mirko Bertolucci, che chiede l'assistenza sanitaria, ma dovrebbe uscire. Chiede l'assistenza sanitaria, ma deve uscire Bertolucci. Credo che il regolamento lo conosca bene. Noi intanto speriamo chiaramente che non sia nulla per lui. Una botta in testa, danno il ghiaccio a Mirko Bertolucci. Siamo in attesa intanto di capire quello che è successo. Una botta comunque alla testa per Mirko Bertolucci, speriamo nulla di grave. Gli stanno applicando del ghiaccio istantaneo. Sei minuti e 51 intanto i secondi ancora da giocare in questa partita. Leonardo Breganze 3, BDL Correggio 4, falli di squadra 8 quelli del Breganze, 6 quelli del Correggio. I gol intanto andiamo a riepilogarli: Bertolucci al 9° minuto, raddoppio di Barbieri al 18° minuto del primo tempo, poi l'inizio del secondo tempo strepitoso per il Correggio che va sul 4-0, prima con Bertolucci, poi con Posito, e poi Micians subito su rigore al 4° minuto del secondo tempo, Teixido al 12° e Amato per il 3-4 al 15° del secondo tempo. Si riparte adesso da centrocampo con la battuta a favore del Leonardo Breganze, che batte in questo momento Teixido. Il tiro di Teixido, parata di Sescampor. Palla intanto a 2, finisce fuori. È stata buttata fuori da Teixido, dice Ivan Dasio da Lodi. Zucchiatti intanto lungo fascia destra per Barbieri. Barbieri che viene pressato da Eloy Micians. Teixido riesce a recuperare palla. Teixido vuole liberarsi di Maniero, c'è la deviazione intanto al volo di Samuel Amato, però conquista palla Zucchiatti per il contropiede del Correggio. Pallina adesso per Barbieri. Maniero indietro per Bertolucci con una vistosa fasciatura in testa. Bertolucci, Dallavalle intanto, il tiro di Dallavalle, la pallina che finisce fuori. Samuel Amato tenta poi in extremis in girata di metterla dentro, però prima non riesce a colpire la palla, poi era in una posizione abbastanza improbabile per cacciare la pallina dentro. Altro tiro di Amato che finisce fuori, non viene deviata la pallina, dunque sarà rimessa a favore del
Correggio, 5 minuti e 47 secondi da giocare. Il passaggio di Bertolucci per Zucchiatti che se ne va sulla destra. Adesso c'è Maniero che torna indietro di qualche metro, appoggia nella propria metà campo dove trova Mirko Bertolucci pressato da Andrea Dalla Valle. Riparte adesso il Breganze con Texido va dietro la porta di campo, Texido mette la pallina lì per Samuel Amato, però ci arriva Maniero. Qui c'è il fallo di Amato che viene chiamato a sé da Ivan Dasio e c'è un altro cartellino blu per Amato che viene invitato da Luca Molli ad uscire dal campo. Amato che nel giro di pochi minuti si fa espellere per 2 volte. Zucchiatti però adesso lo va a stuzzicare. Resta a terra intanto Maniero. Anche questo per Breganze non ci voleva, un Samuel Amato forse un po' troppo nervoso in questo secondo tempo, espulso per la seconda volta. Intanto ancora Bertolucci sulla pallina per questo tiro diretto. Bertolucci numero 85 della BDL Correggio parte in questo momento. Bertolucci contro Francisco Veludo. Bertolucci la salva in maniera incredibile Francisco Veludo e qui la fa ripetere Ivan Dasio. Probabilmente si è mosso prima Francisco Veludo, aveva fatto una magia Francisco Veludo. C'è un warning intanto per Francisco Veludo che deve tornare al suo posto se non vuole compromettere ancora di più questa partita. Viene dunque fatta ripetere la punizione, il tiro diretto per Mirko Bertolucci. Dà il via Ivan Dasio, riparte Bertolucci e c'è ancora la parata di Francisco Veludo, però adesso inferiorità per il Breganze. Maniero per Bertolucci, mancano 5 minuti e 3 secondi al termine della partita. Barbieri per Zucchiatti. Barbieri ancora, Zucchiatti sulla destra, Bertolucci taglia dall'altra parte per Barbieri, mette la pallina lì in mezzo, si allunga con la stecca e il guantone Cico Veludo. Bertolucci intanto per Maniero, ancora Bertolucci alto, intanto Gerard Texido che va a disturbare Bertolucci. Passano intanto i 5 secondi, è andato a giocare bene Texido, a pressare alto, ha portato al fallo dei 5 secondi Mirko Bertolucci. Texido intanto, Texido, attenzione perché il Breganze è in inferiorità. Michans tenta di entrare Michans, però perde palla, la va a recuperare Bertolucci che semina la difesa del Breganze. Qui ci pensa a metterci una pezza Veludo. Michans intanto chiama Scuccato, è pronto intanto Andrea Borgo, tiro intanto di Michans. Texido va a recuperare la sfera, adesso Bertolucci che lancia Maniero. Zucchiatti adesso 2 contro Francisco Veludo che para Cico Veludo, sventa questo pericolo. Michans tanto mette la pallina in mezzo, c'è la svirgola di Andrea Borgo. Qui ha concesso il vantaggio il duo arbitrale.
Maniero intanto, 3 minuti esatti al termine della partita, ristabilite intanto le parità numeriche in campo, mette la pallina lì in mezzo Borgo, facile preda della difesa del Correggio. Zucchiatti, ci credono intanto i tifosi del Breganze, qui fa segno Ivan Dasio di intervenire ai sanitari, c'è stata una caduta di, sembra, Zucchiatti. Non era neanche stato fischiato fallo, quindi evidentemente proprio c'è stata una caduta del giocatore del Correggio, che adesso cerchiamo di capire di chi si tratta. Si rialza intanto, sì, è Zucchiatti, si rialza con le proprie gambe, zoppicante, però adesso uscirà Zucchiatti. Tanto ricordiamo 2 minuti e 45 secondi, Breganze che è anche a 9 falli di squadra contro i 6 del Correggio. Dunque una situazione attuale che vede favorita sicuramente il Correggio, in vantaggio oltretutto di un gol, conduce per 4-3 la formazione di Pablo Iara. Viene intanto concesso il time out chiamato da Pablo Iara, risultati intanto dalle altre piste con il Lodi che passa in vantaggio per 3-2 contro il Montebello, Scandiano 7-4 sul Sandrigo, Viareggio invece conduce per 4-1 sul Monza, mentre 3-3 la partita clou di questa giornata tra Forte dei Marmi e Trissino, risultato di 3-3, mentre il finale tra Follonica e Bassano vede il risultato di 4-4. Intanto tutto è pronto per ricominciare la partita. 2 minuti e 45 secondi, come abbiamo già detto poco fa. Sono 9 i falli di squadra del Breganze, quindi può ancora succedere di tutto. Posito intanto cerca di mantenere il possesso palla, Posito che riesce ancora per il Correggio a mantenerlo. Adesso arriva lì la palla nei pressi di Veludo, perde però Michans che scivola, e qui adesso c'è il contropiede del Correggio, qui sbaglia Maniero, si arrabbia con se stesso Maniero. Occasionissima per il Correggio che adesso sta anche sprecando. Michans, 2 minuti e 10 secondi, il tiro di Michans. Barbieri intanto rilancia i suoi, il passaggio lungo per Posito, fermato dal raddoppio del Breganze. Borgo però si allunga un po' troppo la palla, arriva lì nei pressi di Barbieri, però è ancora sfera in possesso di Andrea Borgo. Indietro per Michans che scarica in mezzo all'area. Texido intanto che va a recuperare, Texido in girata intanto scuccato, nulla da fare, la riprende Posito. Intanto adesso il contropiede del Correggio ancora con Maniero, che parata di Francisco Veludo, ragazzi, parata strepitosa di Veludo. Texido intanto 1 minuto e 23 secondi. Texido mette la pallina indietro dove c'è Michans, scarica Michans da centrocampo, recupera Barbieri, a tu per tu con Michans. Barbieri indietro per Bertolucci che adesso tenterà di giocare palla il più possibile, perde però il possesso il Correggio. Pronto Francisco Veludo ad uscire dal campo per l'eventuale messa in gioco del quinto uomo di movimento. Prepara intanto Andrea Dalla Valle, Diego Mir prepara Andrea Dalla Valle, pallina adesso per Borgo che spara fuori per Texido su di lui
il pressing di Barbieri, 38 secondi, tira scuccato, ancora palla del Breganze che però la perde. Adesso è Bertolucci che deve gestire fino alla fine. Bertolucci va al pressing, Andrea Borgo in girata, Bertolucci riesce a mettere palla per Posito. Attenzione anche al 10° fallo, 17 secondi al termine, va però all'angolo a perdere tempo Maniero, giustamente. Adesso c'è il fallo di Maniero, 8 secondi al termine della partita, punizione a favore del Breganze. Esce naturalmente Francisco Veludo e entra Andrea Dalla Valle come quinto uomo di movimento. 5 secondi, Texido fuori per Michans che spara, pallina però deviata da Posito. È partita che finisce in questo momento con la vittoria del Correggio sul Breganze, e voglio precisare un Correggio che per la prima volta in questo campionato va a cogliere i 3 punti in sede esterna. Dunque meritatissima la partita del Correggio, peccato però per un Breganze che si è perso molto nel primo tempo, un Breganze che si è ritrovato nel secondo, ormai però troppo tardi per recuperare e prendere per mano questa partita. Per noi è davvero tutto. Ricordo il risultato finale di Breganze Correggio 3-4, i gol di Bertolucci, Barbieri, Bertolucci e Posito per il Correggio, Michans, Texido e Amato per il Breganze. Da Stefano Rettis alla voce e Marco Silvestri di Studio 7 HD alle riprese e alla regia è davvero tutto. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di serata.